Bentrovati amici, oggi parliamo di salute, di prevenzione, è sempre importante approfondire certi argomenti, ci sono importanti novità, degli studi di cui vogliamo parlarvi. Ho invitato una donna che non ha mai smesso di studiare, di fare ricerca, la professoressa Marcella Renis, che ringrazio veramente tantissimo per essere qui, perché sappiamo dei suoi tanti impegni e in estate non è facile ecco, fare tutto. Già ordinaria di biochimica clinica e biologia molecolare dell'Università di Catania, ma i suoi studi non si fermano mai e quindi oggi parliamo di un sistema molto semplice, perché parliamo di un biomarcatore, ma adesso la professoressa ci spiegherà in cosa consiste e qual è questo tipo di esame molto semplice che consente a tutti di conoscere molto tempo prima di cosa ci ammaleremo, soprattutto di certe malattie cardiovascolari, arteriosclerosi, che sono, come sappiamo, sempre cause di invalidità e a volte anche di morte, come ictus e ischemie. Professoressa, parliamo di un biomarcatore. Cos'è? Cos'è? Carnea, e come si fa a rilevare questo, a conoscere così con anticipo queste malattie? Sì, un biomarcatore in linea generale possiamo definirlo come un indicatore, un segnale biologico, può essere genetico o biochimico, che ci dà un alert su una possibile insorgenza di patologie o su un danno d'organo, a seconda di quello che noi andiamo a cercare. I biomarcatori sono molto importanti perché sono di tipo prognostico, diagnostico, terapeutico. Noi controlliamo con i livelli di biomarcatori l'efficacia di una terapia, sono marcatori di esposizione, se parliamo di danni da esposizione e quant'altro. Ci sono diversi biomarcatori. In riferimento alla salute cardiovascolare, poi in particolare ce ne sono tanti, più di 100, molti più di 100. In genere parliamo di quelli che possiamo rilevare a livello ematico, no? Con un'analisi del sangue. Di una semplicissima analisi del sangue. Perché magari il termine biomarcatore è un termine tecnico, genetico, ovviamente. E lì ci vuole un'indagine genetica, se no una semplice analisi del sangue in un laboratorio che abbia già un'attrezzatura adeguata ci dà l'indicazione di questi biomarcatori, del loro livello ematico. A livello cardiovascolare sono molto importanti perché le malattie cardiovascolari sono quelle che ci dicono che c'è il più alto livello di morte proprio per patologie cardiovascolari. Come possiamo fare ad avere degli indicatori? Diciamo tantissimi, quali possiamo scegliere? Sarà il nostro medico, il nostro cardiologo che, conoscendo il soggetto, ci dirà più esattamente quale biomarcatore andare a valutare. In realtà noi dovremmo imparare a valutarli come prevenzione primaria, cioè ancora prima di ammalarci, ancora prima di andare dal cardiologo perché già stiamo avendo dei disturbi. Si dovrebbe fare saperlo prima. Certo. Io sono predisposta per esempio, a una malattia cardiovascolare, predisposta, e ci sono delle predisposizioni familiari, il nostro medico sicuro lo sa, anche il medico di base, senza neanche andare al cardiologo, il medico di base che poi ci veicola in alcuni casi verso il cardiologo. Noi in genere come marcatori cardiovascolari pensiamo sempre al colesterolo, e lo è un biomarcatore in effetti, il colesterolo che dobbiamo fare però come colesterolo totale, HDL, LDL, perché i tre biomarcatori hanno valori diversi. Il colesterolo, per esempio, non deve essere mai troppo basso, sotto 180 è un altro indice di allarme, perché noi del colesterolo abbiamo bisogno, ne hanno bisogno le nostre membrane, abbiamo bisogno per sintetizzare gli ormoni steroidei, abbiamo bisogno per fare la vitamina D. È inutile pensare di fare vitamina D andando al mare se noi abbiamo un colesterolo troppo basso. Tutto va mantenuto a un livello corretto e va fatto l'indice di danno facendo il rapporto tra HDL e colesterolo totale. Altra cosa è l'LDL. L'LDL è quello che noi chiamiamo cattivo, non deve innalzarsi anche per un altro motivo, perché potrebbe prendersi a braccetto con un altro biomarcatore. Spesso
non richiesto dai medici, l'omocisteina. Ecco. L'omocisteina è un biomarcatore molto importante. Se ne è parlato tantissimo di omocisteina in periodo di Covid, Sì. perché si diceva che era bene vedere un po' i livelli di omocisteina, soprattutto prima di farsi i vaccini. Adesso è caduto un po' più nell'ombra nuovamente. Passano i momenti di è passato il momento di parlare dell'omocisteina, ma in realtà è sempre importante sapere i livelli di omocisteina, perché cosa indicano? I livelli di omocisteina sono importanti perché l'omocisteina è un biomarcatore particolare, entra nel metabolismo della metionina che è ciclico, quindi l'omocisteina si metila per poter portare metili alla metionina, ma la metionina, se in eccesso per esempio, ci dà troppa omocisteina quando toglie il gruppo metilico, e la troppa omocisteina è dannosa, anche se l'omocisteina, oltre alla via ciclica della metionina, viene utilizzata per una via lineare che noi chiamiamo via di transulfurazione, che serve a dare precursori del glutatione, che è un altro importante antiossidante cellulare. Però queste vie circolari o lineari che siano, a volte zoppicano perché ci sono gli enzimi di queste vie che sono difettosi e quindi zoppicano e le cose non funzionano più bene. L'omocisteina ristagna e aumenta. L'omocisteina che aumenta può prendersi a braccetto con l'LDL e formano delle molecole che si chiamano tiolattoni. I tiolattoni sono precursori e sono comunque coinvolti nei processi aterosclerotici. Quindi vediamo come l'omocisteina va mantenuta bassa, è importante. Come? Perché l'omocisteina alta è anche responsabile di patologie autoimmuni. Quando è che l'omocisteina si innalza? Per esempio se abbiamo carenza di B12, carenza di folati, carenza di vitamina B6, se abbiamo un eccesso di metionina, se la via di transusfurazione che va verso il glutatione non funziona bene, e insieme con la LDL si accoppiano e fanno danno. Ma c'è un altro biomarcatore emergente che ha molto a che fare con l'intestino. Ormai sappiamo che la medicina viene definita medicina della microbiota revolution. E questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, perché lei da anni che veramente su epigenetica e microbiota, sul microbiota, vero, e quindi vero. Parliamo di probiotici. Sì. Il nostro microbiota, che si dice secondo cervello, per me è il primo cervello, veramente coordina tutto, tant'è che oggi parliamo di medicina sistemica anche per questo. E sì, prima dicevamo c'è l'asse intestino-cervello bidirezionale, ma non c'è solo questo: intestino-cuore, intestino-fegato, intestino-reni, il dermatologo ora va a guardare il microbiota, l'oculista va a guardare il microbiota oculare. Come si fa a guardare? Lei dice guardare il microbiota, come si fa a sapere se abbiamo un microbiota sano? Si fa un'analisi che viene detta del microbioma, cioè la genetica dei microorganismi, in questo caso dei batteri presenti nel microbiota. C'è un'indagine specifica. E come oggi si fa si fa sulle feci, se dobbiamo vedere quello intestinale, sulla pelle se dobbiamo vedere quello del derma, e via secondo quello che dobbiamo guardare. Ma oggi c'è di più, perché il microbiota non è fatto solo da batteri, è fatto da funghi, è fatto da arche, è fatto da tanti microorganismi, e quindi si può studiare il fungoma, il viroma, il microbioma, e c'è un'indagine che è di una ditta, non facciamo pubblicità, però è un'indagine che ci fa fare anche a livello di feci, ci fa indagare tutto, funghi, tutto, virus, e noi abbiamo un quadro chiaro di com'è la nostra situazione per capire in quel singolo individuo come intervenire in maniera personalizzata con le opportune correzioni. Perché questi microorganismi che abbiamo a livello intestinale, ma non solo, un po' ovunque, quelli intestinali non sono, come dico io, dei nostri mangiapane a tradimento. Noi li nutriamo, se li nutriamo bene ci forniscono una marea di sostanze necessarie, li nutriamo male,
ci rispondono male e quindi cominciano le alterazioni, prima tra tutte una alterazione a livello dell'epitelio intestinale, parliamo di intestino che gocciola, passano sostanze che non dovrebbero, processi infiammatori. Oggi artrite, artrosi si curano e si indagano e si capisce, si cerca di capire come curarle andando a guardare il microbiota intestinale. Qual è questo biomarcatore nuovo che sta tanto avendo successo negli ultimi anni, che unisce problematiche cardiache e microbiota intestinale? Questo biomarcatore si chiama TMAO. TMAO. Questo TMAO è veramente il campanello d'allarme di come noi viviamo e di come noi ci nutriamo. Perché? Perché il TMAO viene prodotto come trimetilammina, cioè come TMA, a livello intestinale, soprattutto ad opera di acidinobacter, alcuni batteri. E da chi viene? Perché viene prodotto? Perché noi mangiamo troppa carne rossa, mangiamo male, troppi insaccati, mangiamo prodotti raffinati, anche per esempio la fosfatidilcolina, la colina in particolare, laddove viene da processi di raffinazione. Tutto questo a livello intestinale fa formare la TMA, la trimetilammina, che a livello epatico viene ossidata e diventa TMAO. Questa TMAO è un biomarcatore che oggi possiamo dosare e questo è estremamente importante. Ma tutti i centri di analisi riescono a fare questo o solo negli ospedali, solo in certi centri specializzati? In realtà solo dei laboratori che hanno delle attrezzature particolari, anche perché mentre colesterolo e altro possiamo farlo ovunque, no? Anche l'omocisteina si fa ovunque, la TMAO si può fare sulle urine o sul sangue, che io sappia per esempio al Policlinico di Messina la fanno sulle urine, ma sul sangue è ancora più interessante perché è proprio quello che circola a livello ematico e per effettuare un'analisi corretta di questo biomarcatore bisogna avere una strumentazione particolare, la spettrometria di massa, che solo alcuni hanno. Quindi però io credo che ci sia una circolarità tra i diversi laboratori e anche se non hanno lo strumento si rivolgono ai colleghi che ce l'hanno e in circolo. Ecco. Io immagino che ci sia questo buon modo di lavorare tra i diversi colleghi che hanno i laboratori. La interrompo solo un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità e poi per ricordare ai nostri telespettatori che possono, se vogliono, rivolgere delle domande, se non hanno capito bene, se vogliono approfondire un argomento di quelli che stiamo trattando, con un messaggio al 342 7455 005. Visto che alcune persone hanno telefonato, invece dovete, se volete, rivolgere una domanda alla professoressa Renis, però con un messaggio. Grazie, ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Eccoci, stiamo parlando di prevenzione. Qualcuno scrive: ma voi parlate di prevenzione e poi per delle visite occorrono tanti mesi, ma in questo caso invece la buona notizia è che questo tipo di prevenzione di cui stiamo parlando si fa con un semplice esame del sangue e per fortuna per analizzare il sangue non ci vogliono mesi, quindi questa è veramente una buona notizia. Stiamo parlando però di cosa bisogna chiedere al proprio medico, o il proprio medico cosa può prescrivere per scoprire con largo anticipo alcune malattie gravi, ictus, malattie cardiovascolari, ischemie. Stiamo parlando anche dell'importanza dell'intestino, quindi del microbiota. E in studio abbiamo la professoressa Marcella Renis, già ordinaria di biochimica clinica e biologia molecolare dell'Università di Catania, che da anni studia proprio questi aspetti legati all'intestino, al microbiota, bioma e di tutti questi accertamenti che si possono fare proprio per prevenire, per stare in salute. Se volete potete rivolgere delle domande alla professoressa con un messaggio al 342 7455 005. Professoressa, stavamo continuando con il nostro ragionamento. Il dato critico può essere che queste indagini sono a pagamento ecco. e non fanno parte, non sono inseriti nei LEA.
purtroppo. Quindi però le analisi del colesterolo, glicemia, quelle no, sì, soprattutto omocisteina, certo, sì, se perché abbiamo c'è un citato anche soggetto a questo. rischio, il medico sa che è un soggetto a rischio, quella ha un'esenzione per quelle analisi. Però quelle tipo la Timao, e oggi anche si chiede di fare per esempio l'esame dell'albumina, perché se l'albumina è troppo bassa e la Timao molto alta, sono due bilance che ci dicono che stiamo andando fortemente a rischio. Sulla Timao si sta studiando molto ancora, qualcuno dice ma sì, vediamo, perché è un biomarcatore recente, ma c'è un lavoro del 2004 sull'albumina che è molto interessante e dice che i livelli bassi di albumina sotto i 30 veramente sono un indicatore di danno cardiovascolare. Quando poi diciamo cardiovascolare diciamo cardiometabolico. Chi dovrebbe farle queste indagini? A mio avviso tutte le donne in gravidanza, tutte. E poi chi è un soggetto a rischio perché familiarmente ha una familiarità, il medico lo conosce, lo sa. E poi tutte le persone che sono preobese, obese, che hanno una patologia cardiometabolica. Sicuramente questo è giusto che venga fatto. Ecco. Ci chiedo di scandire meglio l'ultimo biomarcatore, immagino che si riferiscono al T-MAO. T come Torino. Prego, professoressa. T come Torino, M come Milano, A come Ancona, O come Otranto. Quindi, facilissimo. Qualcuno ci chiede dove riceve la professoressa? La professoressa? La professoressa da settembre probabilmente, insieme con una società di medicina sistemica che abbiamo costituito e che lavorerà insieme con la Fondazione Cinestesis, riceverà, a fine settembre cominceremo, insieme con altri colleghi, in via Nizzetti, poi ve lo faremo sapere. Vabbè, comunque è un team, perché la professoressa non è un medico, non sono medico, è una biologa, certo, se vogliamo semplificare. Certo. È un team. Io intervengo per appunto la parte di biochimica clinica e per la medicina integrata, perché ho fatto diversi studi e ho avuto diverse opportunità di approfondire tutto quello che è integrato, cioè che fai con l'alimentazione e con gli integratori di qualità, buoni e non quelli che prendo perché l'ha preso mia sorella o mio fratello. Certo, perché anche gli integratori, abbiamo parlato dell'importanza per esempio del gruppo della vitamina B, abbiamo proprio poco fa abbiamo accennato a questo, però giustamente bisogna è sempre bene cosa fare. Che qualcuno ce lo consigli in base certo. anche alle analisi al sangue, a come sono andate, eccetera. Certo. Quindi, proseguendo questo Timao dicevamo è estremamente importante e quindi è anche una spia di come noi ci nutriamo, di come mangiamo. Se noi mangiamo molti alimenti che siano raffinati, troppo elaborati, troppo soggetti a processi di raffinazione, non vanno bene. Dobbiamo cambiare radicalmente il modo di nutrirci. Questo è fondamentale. Quindi molte verdure crude? Verdura. Per esempio la Timao si abbassa molto facendo una dieta ricca di verdura. Questo non vuol dire diventare vegetariani o vegani, ma basta anche la dieta mediterranea, quella vera mediterranea, perché sulla Mediterranea ci sono un po' di racconti. La Mediterranea è quella che è stata poi catalogata ottima e ha vinto dall'UNESCO, è diventata qualcosa di importante, ma è una dieta ricca di verdura, di legumi e poverissima di carne, con un po' di pesce. Ecco, basta un'alimentazione corretta. Anche lì le verdure dovremmo sapere quali prendere, da chi prendere, perché se poi le verdure sono tutte contaminate tra pesticidi e altro, senza parlare delle nano e microplastiche che ormai le prendiamo tutti e mi pare che riusciamo difficilmente a scansarli. Ci sono molti messaggi che riguardano l'omocisteina, quindi tante persone ci stanno scrivendo che hanno l'omocisteina alta. Un signore ci dice che il suo medico ha prescritto un esame genetico perché evidentemente che ci potrebbe essere una familiarità che ci sia. E poi qualcuno ci chiede, ha sempre l'omocisteina alta, 62,14, devo sempre prendere l'acido folico? Ecco, non basta l'acido folico per abbassare l'omocisteina. Ecco. Innanzitutto l'acido folico non tutti potrebbero prenderlo
tout court come tale, perché molti di noi hanno bisogno di prendere l'acido folico metilato, perché hanno un enzima che si chiama MTHFR, che ha dei polimorfismi, delle zampine che non vanno, e quindi non riesce a utilizzare bene l'acido folico. E soprattutto in gravidanza non utilizzare bene l'acido folico vuol dire mettere delle premesse negative sul neurosviluppo del feto. Perché abbiamo sempre detto quanto siano importanti i primi 100 giorni, sì, i 1000 giorni, quando il bambino... L'acido folico si deve prendere se l'omocisteina è elevata, ma se non si vuol fare l'esame genetico dell'MTHFR conviene prendere l'acido folico metilato, e poi bisogna aggiungere anche la B12 dopo averla valutata se non è in eccesso nel soggetto, la vitamina B6, ma bisogna aggiungere anche la glicina e altri componenti. Ci sono degli integratori che contengono tutti questi componenti importanti e che servono proprio ad abbassare l'omocisteina. Io sono un soggetto che l'aveva un pochino alta, avevo 14,5, insomma una cosa minima, però l'ho portata, la porto intorno a 9-10, proprio intervenendo con questi integratori qualche volta, anche perché la mia via che va verso il glutatione è un po' bloccata da un enzima, quindi devo veicolare soprattutto in quel modo. Deve aggirare un po' l'ostacolo. Aggiro l'ostacolo. Qualcuno ci dice se ci sono dei biomarcatori per monitorare la vasculite. Beh, anche lì ci vuole il medico che conosce il paziente e possa dare dei biomarcatori corretti, perché per esempio anche l'omocisteina elevata ha a che fare con le vasculiti, perché porta dei danni a livello endoteliale, quindi bisogna andare a vedere un pochino com'è la situazione del singolo. La medicina è personalizzata. Certo, infatti qui qualcuno ci scrive quando devo affrontare un colloquio con un esame o un colloquio con i miei superiori ho sempre mal di pancia, colite, stress. E dice ha ragione quando lei dice che l'intestino è il nostro primo cervello. Quello Grazie. è stress, e Certo. tutto lo stress viene risentito innanzitutto a livello intestinale. Andiamo a disturbare i nostri commensali intestinali e da lì cominciano i problemi. Qualcuno ci chiede qual è il valore ottimale di Timao e dell'albumina. Allora, il valore ottimale di Timao è intorno a 10, già da 10, anche meno, 6, 7, già a 10 comincia ad essere un debole problema di danno cardiovascolare, ma tra 10 e 20, se supera 20, è un indice di importante danno cardiovascolare. E chi ha malattie autoimmuni, tipo la tiroidite autoimmuni, di cui soffrono veramente tantissimi nostri telespettatori, tantissime persone. La tiroidite, sì, di Hashimoto. Ci sono dei biomarcatori, qualcosa, perché sappiamo che spesso il colesterolo si alza, non so se sia vero, perché ci sono scuole di pensiero diverse. Ecco. Allora, per la tiroidite si fa l'FT3, FT4 e il TSH, e quello che va valutato è il selenio, una cosa a cui non sempre si pensa, perché il selenio è un cofattore utile, un elemento necessario, non utile, a che gli ormoni tiroidei possano legarsi e funzionare bene. Ma come si fa a sapere se c'è una quantità sufficiente di selenio? Si fa un'indagine su sangue sempre. Infatti, per la tiroidite di Hashimoto, se viene individuata, diciamo, abbastanza precocemente, per mantenere una cura, in genere viene detto di fare la valutazione del solo TSH ogni 4 mesi e poi di prendere selenio e zinco e melatonina. Melatonina la sera, che in genere si pensa serve per dormire. No, non serve solo per dormire, anche per dormire. Non serve solo per, come la vitamina D, anche per le ossa, ma per altri 10.000 motivi. La vitamina D, per esempio, è importantissima, deve essere ad un livello ottimale. E la melatonina è anche utile ad abbassare la Timao, per esempio. Quante cose stiamo scoprendo oggi con la professoressa Renis, come gli integratori ci aiutano a mantenerci in equilibrio, ma chiaramente non possono essere presi così a casaccio. Cosa vogliamo dire in conclusione?
di essere attenti e di pensare a fare prevenzione primaria in prima persona. Chiediamo noi al medico di voler avere valutate le cose in prima persona prima che arrivi la malattia, quando poi o i sintomi quantomeno, e lì entriamo in prevenzione secondaria. Quando poi la malattia è conclamata siamo in prevenzione terziaria. La prevenzione primaria è importantissima e se fosse sposata dalla regione, dalla sanità, dal ministero, si risparmierebbero tantissimi soldi in sanità, perché ammalati costiamo molto di più che curati. Certo, non solo, ma poi questo tipo di prevenzione proprio è semplicissima, sì, costerebbe poco, sì, perché poi sappiamo che quando, sì, ci sono determinate patologie si deve andare a... Purtroppo, sì, sono necessarie altre indagini molto più costose, stiamo parlando di certo, serve anche risonanze magnetiche. Sì, ma nel cardiovascolare, oltre ai biomarcatori, il medico valuta, serve anche una diagnostica d'immagine, o non so, fare l'elettrocardiogramma, fare qualcosa, poi via via sempre di più, per esempio una TAC al cardiaca, una cardiotac, ma è il medico che valuterà la necessità, certo, di accoppiare l'uno e l'altro. Ma intanto si comincia con quelli ematici, che sono importanti, e quando parliamo di colesterolo, di danni dei lipidi eccetera, per esempio prendere la buona abitudine, anziché fare tutto il colesterolo, HDL, LDL, cioè andare a fare la lipidomica. La lipidomica è un'analisi che si fa da un po' di anni ed è fantastica, perché ci dà i risultati di tutto il nostro assetto lipidico, compresi omega 3, omega 6, così smettiamo di prendere anche gli omega 3 o gli omega 6 giusto per sentito dire. Potremmo non averne bisogno, dipende da quello che mangiamo, da come mangiamo. La lipidomica ci dà un quadro generale molto interessante. Quindi è veramente un mondo, sì, da scoprire meglio per tutti noi che non siamo degli addetti ai lavori, ovviamente. Grazie professoressa per essere stata qui con noi. Grazie agli ascoltatori. Grazie certamente alla regia e anche e soprattutto a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.